In collaborazione con TechFind. You search for tech we find. Ben ritrovati telespettatrici e telespettatori di Telesardegna, buon giovedì a tutti, siamo di nuovo in studio con Zoom. Oggi torniamo a parlare di politica, quella del Consiglio regionale, anche perché siamo alle ultime puntate stagionali della nostra trasmissione e quando ci ritroveremo a fine estate, all'inizio del mese di settembre, partirà la lunga, media, corsa verso le elezioni regionali. E dunque oggi ci volevamo fare il punto della situazione, anche perché nel corso di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, ci sono state notizie vorticose, sono soprattutto i giornali, forse quelli online addirittura più dei cartacei, a costituire il pungolo o comunque una sorta di frullatore della politica regionale che altrimenti molti direbbero solo attraverso il Consiglio starebbe un po' addirittura stantia, e su questo ci sono anche accuse che vanno all'opposizione. E allora, per fare il punto abbiamo chiamato due navigatori esperti del Consiglio regionale, ancorché giovani per quanto riguarda la politica anagraficamente, ma che ci parleranno non solo della loro esperienza, della loro visione di quello che faranno nel prossimo futuro, ma attraverso loro cerchiamo di decodificare, di capire, di fare con voi il punto della situazione per leggere meglio alcune delle situazioni. Sono Stefano Tunis, buonasera, che fa parte del gruppo misto del Consiglio regionale eletto nella lista Sardegna 2020, e Roberto De Riu, fondatore Sardegna 2020, e Roberto De Riu, che è eletto nel Partito Democratico, però forse tecnicamente è aderito a un altro gruppo. Sì. Quale si chiama? Che si chiama un nome lungo, è l'Alleanza Verdi, Sinistra, e Demos è possibile. Ok, perfetto. Allora, parto da Tunis. Perché? Perché la cronaca ci ha raccontato la settimana scorsa dell'esordio del progetto politico che lo vede protagonista insieme all'ex consigliere regionale o al consigliere regionale sospeso Antonello Peru, di un'iniziativa che nasce al centro, che pare guardare in questo momento al centrodestra, ma che va insomma a occupare una parte dell'agone politico che forse in quest'ultimo anno si è un po' scoperta. Allora, Tunis, ci parli un attimo di questo progetto? Perché anzitutto è un'alleanza solo territoriale, lei è forte nel sud Sardegna, Peru è forte nel nord, ma immagino che ci sia anche un campo di valori, tra virgolette, che vi uniscano, e soprattutto dove arriva questo campo, fino a dove si estende. Ma innanzitutto i valori elettorali sono tutti quanti da riconfermare. Sì, certamente in passato sia io che Antonello abbiamo avuto interessanti affermazioni personali nei rispettivi collegi, abbiamo avuto attraverso Sardegna 2020 oppure attraverso esperienze più negli enti locali da parte di Sardegna del Centro delle buone affermazioni in ambito territoriale, però francamente non ci piace partire dai numeri. I numeri sono una conseguenza di un'azione, di un'idea, sono l'individuazione di un luogo, il centro, che non è un centro di comodo, cioè un centro orientato alla politica dei due forni, come si chiamava un tempo, ma un centro dove è il luogo in cui si risolvono i problemi, perché molto spesso la soluzione dei problemi viene allontanata da posizioni preconcette di partenza, da posizionamenti magari sulla politica nazionale che rendono complesso nelle assemblee rappresentative trovare soluzioni concrete. Ecco, Sardegna al Centro 2020 si propone esattamente questo, si propone di individuare un metodo di lavoro che consenta alla politica di orientarsi più alle soluzioni che alle posizioni. Ma al di là di quello che farete voi, c'è un problema o comunque una situazione strutturale. Ora, io da notista o da analista politico sono in grado, al quarto anno e oltre di legislatura, di iniziare a fare un bilancio anche del rapporto fra Consiglio e Giunta, del rapporto fra partiti e gruppi della maggioranza e Presidente della Regione,
E credo che mai, come in questa legislatura, anche se anche in altre legislature questa vicenda di cui sto per parlare era già venuta fuori, il rapporto tra esecutivo e tra eletto direttamente, Solinas ha rivendicato nel corso del suo ultimo intervento in Consiglio regionale: io sono eletto dal popolo, conto quanto il Consiglio, non ho bisogno, non devo rendere conto al Consiglio. Il discorso era quasi una roba del genere e dunque la maggioranza, inutile negarlo, ha avuto comunque problemi di rapporti, di contatti, di condivisione di molte delle scelte che sono state fatte durante questa legislatura. Perciò la domanda dopo questa premessa era: bene il nuovo progetto, bene naturalmente la sua esposizione, ma poi non c'è un problema strutturale. Poi alla fine mi pare di capire che comunque decide il presidente, chiunque esso sia, al di là delle buone intenzioni dei progetti che vogliono risolvere i problemi. Allora, innanzitutto mettiamo un pochettino d'ordine in questa opportunamente lunga premessa. Il Presidente ha parlato del suo ruolo di eletto direttamente dal popolo, non per sua invenzione, ma perché la nostra architettura istituzionale è fatta così, su un caso specifico, cioè quando gli veniva contestato di aver assunto una posizione in piena autonomia, cioè a proposito dell'autonomia differenziata. Quindi non è una modalità che gli si può dire lui ha esteso alla sua azione di governo e al rapporto con la sua maggioranza. Se lui dice nel corso dei miei anni di mandato la maggioranza che mi sostiene non soltanto non è dimagrita ma è cresciuta in numero, francamente non dice una bugia, dice una cosa che è nei numeri. Lui ha superato la prova della sfiducia con un numero di voti superiore rispetto a quelli che hanno composto dall'inizio di questo mandato la maggioranza. Quindi francamente parlare di uno scollamento giunta Consiglio non mi pare una questione fondata. Piuttosto quando ci si appresta a guardare al futuro, al prossimo mandato, allora è il quadro politico che è da analizzare, e il quadro politico è profondamente, è radicalmente cambiato rispetto a quello che c'era quando il Presidente è diventato Solinas e siamo stati eletti noi consiglieri regionali. Ecco, credo che sia più corretto, guardando a ciò che conta, cioè quello che si farà per i sardi nei prossimi 5 anni, guardare al quadro politico così come è oggi. Però manca una piccola parte di risposta, mi scusi se insisto, ma ci serve per essere più espliciti nel corso della trasmissione, visto che dobbiamo decodificare e poi andremo anche nei singoli provvedimenti. Non possiamo negare che il Consiglio o i gruppi o la politica o i partiti siano stati poco coinvolti. Molte scelte sono state prese a Villa Devoto e notificate al Consiglio. Poi magari al Consiglio sono andate bene, come dice lei, addirittura non solo sono piaciute agli eletti, ma sono piaciute anche ad alcuni che erano eletti da un'altra parte. Sì, però andrebbero valutati i casi concreti. Di sicuro un metodo che a mio avviso è da riportare nel futuro è la modalità attraverso cui il Presidente della Regione ha mantenuto solido il rapporto con le rappresentanze politiche, non soltanto con quelle consiliari, metodo che non sempre è stato attuato in passato. E quindi questo bisogna dare atto che per chi come me crede ai partiti, crede ai movimenti che si propongono agli elettori e crede molto meno al trasformismo in aula, francamente non è un fatto sul quale mi sento di criticarlo. De Riu, la stessa vicenda, le chiedo di splittare, come si dice, il discorso in due. Uno, la questione strutturale. Questo rapporto che c'è adesso, ma c'è stato quando c'era Pigliaru, magari poi sfumato dai diversi caratteri delle persone, c'è stato con Cappellacci, c'è stato con Soru. I superpoteri di un presidente eletto dal popolo con questa legge elettorale rispetto al Consiglio, rispetto alle coalizioni, e poi più naturalmente nel dettaglio un giudizio su come Solinas rispetto anche alla sua maggioranza, rispetto al Consiglio, ha attuato, ha preso alcune decisioni, e poi come vede anche il nuovo soggetto politico che nasce al centro. 3 domande in una. Sì, allora, i presidenti, soprattutto quando ci credono molto al presidenzialismo, incontrano dei limiti nel rapportarsi con un'assemblea, perché un'assemblea raccoglie umori diversi, interessi diversi da diversi strati della società. Il presidente invece si incarica di portare avanti un programma di governo, per questo è stato eletto,
che però deve continuamente rapportarsi, confrontarsi, aggiornarsi con le altre forze, quelle anche fuori dal Consiglio, della società. Però pensare che il Consiglio non rappresenti la società è abbastanza illusorio, abbastanza qualunquista. Il Consiglio ha dei forti legami con la società perché è molto più semplice per i consiglieri arrivare a entrare in contatto con coloro che non sono contenti o con coloro che vogliono portare avanti delle idee nuove. Di fronte a questo c'è invece l'idea base, il programma del Presidente interpretato dal Presidente e dalla Giunta, che a volte cozzano con invece insorgenti nuove tendenze sociali. Quindi è questo il problema fondamentale del rapporto Consiglio-Presidente, Consiglio-Giunta. Prima, quando il Consiglio esprimeva il Presidente e la Giunta e li cambiava in continuazione, era più facile essere sintonici, era più difficile seguire invece un programma dall'inizio alla fine. Per quanto riguarda questo governo, questo Presidente, oggettivamente c'è un forte ritardo delle cose che vogliono fare loro. Cioè non è un problema soltanto di non essere d'accordo con quello che vogliono fare, o che hanno voluto fare o che avrebbero voluto fare. In realtà non sono riusciti a fare molte di quelle cose che si sono proposti. La prova lampante, inoppugnabile, è l'enorme numero di milioni di euro che non sono stati spesi. Sono programmi bloccati, c'è un'incapacità sostanziale di guidare le macchine burocratiche e c'è anche una certa infedeltà reciproca nel momento in cui si stabilisce di fare una cosa e poi arriva in Consiglio e non si riesce ad andare avanti, ci si impantana così a lungo che si è ormai ridotti a fare due leggi, una legge di bilancio e una legge di correzione del bilancio dove vengono gettati tutti i provvedimenti, tutte le novità in un modo molto confuso. Per quanto riguarda il centro, al di là naturalmente della mia considerazione assoluta nei confronti dell'onorevole Tunis e anche della considerazione che ho dell'originalità sempre delle sue proposte e anche del successo che oggettivamente hanno riscontrato fino adesso, ho riflettuto in questi giorni su un discorso di centro. Il centro cos'è? È un luogo che si propone di eliminare i difetti della destra e della sinistra, perché ovviamente la destra e la sinistra bipolarizzando presentano dei difetti, dei problemi. Purtroppo perde sia i pregi che della destra sia quelli della sinistra, cioè è così impegnato a limitare i difetti che a volte manca di pregi. Questo è il problema che lo rende poco appetibile in un sistema come il nostro, dove invece la proposta deve essere molto luminosa, molto evidente, molto appariscente, e quindi destra e sinistra, cioè due modi diversi di concepire la vita e le relazioni sociali, hanno più forza, hanno più appeal. Bene, per chiudere questo, è ancora attuale dunque l'attuale legge elettorale, il Presidente eletto direttamente dai sardi con questi superpoteri? Mi pare di capire, secondo i vostri discorsi, sì per entrambi? Assolutamente sì, io sono un parlamentarista convinto, però ritengo che sia superata l'idea che poi l'Assemblea possa cambiare Presidente un po' quando gli pare. Il Presidente ha un suo mandato, come Roberto ha correttamente ricordato, l'Assemblea ha un mandato che non è concorrente, ma è un mandato differente rispetto a quello del Presidente e come tale lo esercita. Poi io non ho detto, Roberto, che i consiglieri regionali, il Consiglio non è un luogo in cui si intercettano le questioni della società. Si intercettano talmente tanto che le fibrillazioni che vivono da una parte e dall'altra sono legate più al quadro politico probabilmente che al rapporto con la Giunta. Questo ho detto, il quale rapporto con la Giunta ha una sua vita che inizia con la legislatura e con essa si estingue. Altra vita è quella che ha una proiezione più lunga, cioè quella di chi eletto si ripropone e chi comunque sia dà vita attraverso i movimenti, attraverso i partiti, quando ci riesce a farlo, ad un rapporto con il territorio e chi lo rappresenta che francamente è troppo poco protagonista. Quando feci Sardegna 2020 con alcuni amici, l'obiettivo era quello di dare la possibilità di diventare amministratori della regione a un ceto politico che era quello degli amministratori locali, dei sindaci, che di fatto negli anni alle nostre spalle era sottomesso al ceto di chi governava i partiti più importanti.
Quindi, siccome io non dico che uno debba escludere l'altro, dico che queste due rappresentatività debbano coesistere. Allora, noi ci consideriamo uno strumento per dare ai sindaci e agli amministratori la possibilità di avere una voce su uno scenario politico più ampio. E questo non vuol dire soltanto diritti, vuol dire anche doveri e responsabilità, perché quando un sindaco si affaccia su un ambito più ampio di responsabilità, significa anche che quel sindaco deve perdere un po' la sua centralità territoriale e deve vedere i temi e le problematiche in termini un pochettino più generali. Questo è lo spirito dell'iniziativa che io e Antonello abbiamo inteso mettere assieme e che può soltanto in maniera blanda tenere conto dei 5 anni che stiamo terminando, ma che si rivolge interamente al futuro e si rivolge interamente alla composizione di un quadro politico che ha bisogno di tante risorse che oggi in Consiglio regionale non ci sono. De Rius, dal punto di vista strutturale, io le ho attribuito il fatto che secondo lei va bene il presidenzialismo. Qualcosa da aggiungere? No, ho sbagliato come sempre. No, nel senso che io vedrei meglio un presidente che non governa, cioè un presidente eletto direttamente che presiede il Consiglio regionale e quindi sovrintende alla legislazione, che è una cosa che va curata, ce ne stiamo accorgendo adesso che leggi non se ne fanno più, e invece un governo che viene nominato dal presidente eletto ma che riesce a cambiare, a modificarsi in relazione al modificarsi delle esigenze del momento, perché questi governi che durano 5 anni non sono assolutamente adeguati alla realtà italiana e alla realtà sarda. C'è sempre bisogno di un momento di ricambio che viene drammatizzato, chiamato rimpasto, chiamato quello che volete, e che invece deve essere la fisiologia. Però quando è impegnato il presidente eletto, allora diventa una crisi del sistema. Io toglierei il presidente dal problema del governo contingente. Però, Roberto, abbiamo nostalgia è un sistema, dei 6 governi Palomba. No, è un sistema semipresidenzialista che dà dei risultati secondo me migliori di quello attuale. Infatti stavo per aggiungere quello, poi la volta dopo abbiamo avuto la giunta Floris, poi la giunta ho Pini. nostalgia di quando la politica faceva qualcosa, come quando ha fatto la rinascita, ed era un sistema proporzionale, era un sistema eletto dal Consiglio. Non sto dicendo di non eleggere più il presidente direttamente, sto dicendo di non impegnarlo nel governo di tutti i giorni. Comunque non sei il solo a guardare con nostalgia il passato, credo che ci siano almeno 3 ex presidenti che si vogliono riaffacciare alla politica di domani, quindi la nostalgia è un tema del futuro. Noi abbiamo visto 5, mi sembra. Comunque devo fermarmi un attimo, linea alla pubblicità. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. La nostra è una tradizione millenaria, tramandata di padre in figlio. E noi non coltiviamo la terra, ce ne prendiamo cura con passione. Ti portiamo nell'orto di Eleonora per farti vedere da vicino dove nascono le nostre fraggolose. Le controlliamo per l'intero processo di crescita fino alla fase di raccolta, selezionando solo le migliori per garantirti sempre un prodotto freschissimo e di qualità. Fragolose, più buone, più dolci, più sicure. Francesco, ciao, come va? Mi hanno svaliggiato la casa. A me non può capitare. A te non può capitare. La mia casa è protetta dall'Istituto Vigilanza Lannurese, che loro arrivano, fanno sopralluogo, individuano i punti deboli della casa, telecamere interne, telecamere esterne, sensori. Se il ladro tentasse di entrare, scatterebbe subito l'allarme. In centrale c'è un operatore che vigila 24 ore su 24. Appena vede che c'è qualche anomalia, chiama subito 1 o 2 pattuglie e mobilizzano il ladro. Ma lo sai che mi hai dato una buona idea? Vado a contattarli subito. Bambini, bambine, donne, uomini e anziani, direttamente dall'ombelico della comicità è arrivato il La Pola Circus, l'ultimo ritrovato dei La Pola su Tele Sardegna. Numeri magnifici, esseri introvabili, divertimenti e faldaccherie. Ogni venerdì alle ore 21 sintonizzatevi sul canale 13 Tele Sardegna per godervi il La Pola Circus.
Eccoci di nuovo in studio. Vorrei restare sulla questione del protagonismo della politica, dell'esecutivo, del presidente. E vi introduco un tema, non so se mi seguite su questo ragionamento, ma immagino che molti telespettatori e telespettatrici dicono sì, tutto bello, ma quando parlate delle inchieste che sono in corso sul presidente, sugli assessori, sui consiglieri, sui direttori generali, sulle cose. E allora io vorrei aiutare i telespettatori a decriptare allora, di cosa, in almeno 2 o 3 inchieste, di cosa sono accusati questi, il presidente e altri, cioè di aver interferito sulle nomine o di aver fatto delle nomine illegali, e cioè di aver attribuito dei ruoli da direttore generale a persone che non avevano i requisiti, o ancora, come nell'ultima inchiesta della Procura di Cagliari, di aver voluto condizionare le selezioni per poter nominare alcuni direttori piuttosto che altri. Allora, sulle inchieste potremmo anche dire che questa legislatura ha avuto porte girevoli, nel senso che alcuni consiglieri regionali sono dovuti uscire perché coinvolti in inchieste personali, sono entrati altri affari supplenti, insomma un po' di questioni ci sono. Però mi pare di capire che sia anche una questione strutturale, cioè il protagonismo della politica, forse proprio legati al fatto che io sono l'esecutivo, sono votato dai sardi, faccio quello che mi pare, ma le regole sono ancora quelle degli anni 70, anni 80, quando cioè la politica si faceva in consiglio, c'erano una netta distinzione fra esecutivo e amministrazione. Perdonatemi o correggetemi se secondo voi ho fatto una ipotesi ardita. Mi sembra una rappresentazione eccessiva da questo punto di vista, anche perché il quadro normativo non è degli anni 70, è molto più recente. È un quadro normativo che inserisce diverse fattispecie e hanno queste una gradazione che va da grande discrezionalità nella scelta da parte della figura apicale, che in alcuni casi è una scelta fatti salvi i requisiti fiduciaria, strettamente fiduciaria e discrezionale, e altre dove invece è più sfumata, ma comunque abbiamo avuto garantisce. inchieste anche sullo staff del presidente, Sì, persino ecco, sulle precedenti, se quella era fiduciaria perché si fa l'inchiesta? Francamente credo che ci sia un po' di rumore di fondo di un certo tipo di comunicazione che quando, soprattutto, mi rincresce dirlo, quando governa il centrodestra diventa un pochettino più chiassosa e severa nei giudizi, che per chi non conosce le regole rischia di essere anche un'opinione che si consolida. Nel frattempo ci sono inseriti alcuni aspetti invece più pertinenti da parte della magistratura, che comunque sia su alcune cose evidentemente ritiene di doverci vedere più chiaro. Ecco, questa narrazione un pochettino scricchiolante delle inchieste che devono fare naturalmente e giustamente il loro corso diventano uno scenario che però se lo si va a vedere nel dettaglio in molti casi è scollegato una parte dall'altra. C'è l'aspetto che nessuno ricorda mai ma che va valutato, e che c'è da parte dell'apparato burocratico stabile una certa resilienza e protezione delle posizioni conquistate, che spesso per esempio non consente una giusta rotazione dei luoghi di responsabilità, che spesso non consente e si sente messo in discussione quando si entra nel merito della valutazione delle performance. Ci sono molti aspetti che andrebbero visti. Ecco, credo che questo, soprattutto legato alla qualità complessiva e all'efficacia del management pubblico, meriterebbe un approfondimento. Secondo me Roberto ci farebbe sopra una commissione d'inchiesta, magari nella prossima legislatura. Derivo. Però non è meglio che ci sia una separazione per l'individuazione appunto dei direttori generali, dei direttori di servizio con l'esecutivo? Non sarebbe una garanzia di tutti? Oppure, come nel sistema americano o forse anche nel sistema statuale italiano, ormai io vado a fare il ministro e cambio tutti, voglio poter cambiare anche i direttori generali e i direttori di servizio? Anche qui, ripeto, la mia introduzione alla domanda era questa, per dire: siamo ancora collegati alla separazione dei poteri o davvero chi vince prende tutto? No, allora, più che separazione dei poteri c'è separazione tra politica e gestione. Però
un presidente di una regione o il capo comunque di un'amministrazione, il capo di un esecutivo, è il vertice anche di una macchina che deve essere governata da tecnici i cui capi devono essere nominati, secondo noi, dal presidente. Cioè ci vuole un momento di controllo politico che è controllo popolare su come si amministra il denaro pubblico. Allora va bene che chi viene eletto faccia una verifica e non faccia una gestione dell'uso della spesa pubblica, ma è anche giusto che ci sia un controllo che è politico, cioè pubblico, su come si muove un'amministrazione, che altrimenti diventa una casta senza legami e senza controllo, che è capace di orientare come vuole la spesa pubblica. Questo è contrario a uno Stato di diritto, non è contrario soltanto a un sistema Se posso contemporaneo. chiosare indegnamente questa analisi che sottoscrivo parola per parola. Se un politico che interviene su un atto gestionale commette abuso d'ufficio, il dirigente che sostiene una tesi amministrativa con una visione politica, come accade frequentemente, cosa commette? Non commette nulla, perché di fatto è un pochettino strabico il giudizio rispetto a un rapporto che dovrebbe essere completamente equilibrato. E quindi troppo spesso l'apparato burocratico è capace di condizionare realmente, concretamente quello politico, quando invece il contrario non succede francamente quasi mai, e quando succede è comunque sia oggetto di verifica. Per non essere d'accordo del tutto, perché altrimenti la trasmissione precipita negli ascolti già non alti dati i due protagonisti. Io li conosco altissimi. Ecco, vabbè, comunque, per non essere del tutto d'accordo, ti dico che rispetto a quello che hai detto prima, che quando c'è il centrodestra si accendono i riflettori, eccetera. Allora, io ricordo che quando ero io presidente di un ente, per breve tempo, mi pare 9 anni, ho subito, sono stato oggetto, la mia attività è stata oggetto di diverse inchieste, tutte concluse con un'archiviazione, nel senso che il pubblico ministero ha detto che non c'erano elementi per procedere. In quell'occasione c'è gente che mi ha organizzato i convegni sulla questione morale, tutta gente che poi ha avuto problemi di peculato o altro, cioè diciamo da pulpiti non autorizzati e non legittimi. Questo per dirti che in realtà le inchieste ci sono e ci devono essere, perché comunque se non c'è un controllo c'è sempre un abuso, perché l'occasione fa l'uomo ladro, e quindi è sempre meglio che ci sia un controllo e che ci si senta sotto controllo. Contemporaneamente ti dico che se gogne mediatiche ci sono e strumentalizzazioni delle inchieste ci sono sia per la destra che la sinistra, quindi questo, almeno una cosa non siamo d'accordo. Uscendo dalle inchieste, che idea vi siete fatti da cittadini, oltre che da componenti del Consiglio regionale, sulla Querelle, sull'America's Cup, sulle World Series? Il Consiglio aveva stanziato 6 milioni di euro, l'assessorato al turismo ha detto non c'erano più le condizioni, gli uffici, le accuse, l'opposizione. C'è un tipo di opposizione che su questo è molto aggressiva, ma c'è anche una parte di opinione pubblica, anche il sindaco di Cagliari per esempio ha detto è un danno alla città il fatto che non si facciano più le World Series. Che idea vi siete fatti? Tunis. Il fatto che si tratti di un danno è evidente. L'economia cittadina della regione risentirà di questa opportunità che non si è concretizzata. Probabilmente lo strumento amministrativo, l'unico che si poteva utilizzare e che quindi era stato prescelto, non era adatto a questo tipo di negoziazione, perché con una promessa in una mano il soggetto organizzatore è potuto andare in giro per il Mediterraneo a dire ho questa disponibilità, ho questa opportunità, di fatto costruendosene da quella di partenza tutta una serie più vantaggiose che poi hanno reso. Non più vantaggiose no, perché a Barcellona gli danno 3 milioni, qua gliene stavamo dando 6, dunque lì guadagna la metà. Ma guarda, questo io non conosco il dettaglio amministrativo, l'ha potuto comunque fare, certo. Ha potuto organizzare, chiamiamola così, perché un conto è magari sono 3 milioni che magari ti danno in anticipo e che non devi rendicontare, magari invece 6 milioni dati a saldo in base al rendiconto possono essere meno vantaggiosi. Io non voglio entrare nelle
le questo non lo dinamiche, sappiamo, però cioè. non facciamo neanche gli ingenui, tanto nessuno di noi tre perlomeno ha questa caratteristica. Probabilmente gli strumenti di negoziazione in questo caso erano sproporzionati a favore del soggetto proponente. È un peccato, magari per il futuro ci saranno delle occasioni che potremo sfruttare anche partendo da questa esperienza. De Riu, lei che idea si è fatto? Beh, è stato un danno molto grave per l'economia di Cagliari e dell'isola ed è un insuccesso molto grave della giunta Solinas. Questo è un fatto oggettivo. Purtroppo bisognava riservare un'attenzione speciale perché è una opportunità, quella che ha avuto la città, davvero importante ed è sperimentato negli anni in cui invece queste manifestazioni si sono verificate. Va a danno proprio delle classi sociali che in genere hanno sostenuto il centrodestra e che in questo momento si rendono conto che un centrodestra inefficiente forse è peggio del centro-sinistra così come l'hanno visto fino adesso. Chiaro. E la settimana scorsa in questo studio era ospite il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Naturalmente gran parte della trasmissione è andata via sui lavori, non solo quelli di Via Roma, Via Repubblica, adesso Viale Trieste. Naturalmente voi conoscete la città, anche se De Riu è arrivato a Cagliari per fare il consigliere regionale, però è un residente di Via Roma, anche perché appunto il consiglio regionale è lì. Comunque conosce il problema. In città c'è grande attenzione, c'è grande critica, c'è soprattutto disincanto perché diceva ci sono pochi operai al lavoro. Noi non entriamo in questi tecnicismi, naturalmente, però diciamo che sempre di più questa quotidianità nel giudizio, che poi è molto volatile, cioè io giudico il politico dal problema che ho, non riesco a prenotare la visita, è un disastro. Non mi serve la visita, non me ne frega nulla, posso ragionare dal punto di vista ideologico. Ho fatto un'ora di fila al semaforo perché ci sono i lavori in Via Roma, me la prendo col sindaco. Magari l'anno prossimo Via Roma sarà bellissima, ma l'anno prossimo se ne parlerà. Anche qui vi chiedo una risposta sul merito, ma anche su questo fatto di essere così aleatori nel consenso, e questo giustifica anche il fatto che da un'elezione all'altra ci sono partiti che passano dal 4 al 30% o dal 22 al 6%. Tunis. Lo ha detto lei, l'hai detto tu, dai, facciamo sta cosa del lei, del tu. L'hai detto tu. Il consenso è estremamente umorale. Il corpo elettorale, che è sempre più asciutto numericamente, si assume la responsabilità di modificare il proprio orientamento in tempi molto più brevi. C'è una visione autocentrata del gusto politico che ormai è un fatto con il quale bisogna fare i conti. Un consenso che spesso non è capace di durare più di qualche semestre e che deve diventare un faro per chi come noi al centro preferisce fare una proposta che sia più orientata al risultato che al consenso. Ci siamo assunti e ci assumiamo la responsabilità di fare proposte scomode. E nel merito sui cantieri? Nel merito sui cantieri, i cantieri quando partono sono un atto di coraggio, quando non di imprudenza da parte di chi li apre in prossimità di scadenze elettorali. Lo voglio giudicare e lo giudico un aspetto positivo, cioè probabilmente chi li fa in un periodo così delicato dal punto di vista del consenso dimostra di mettere prima l'interesse pubblico rispetto all'interesse relativo al consenso. La questione poi credo che sia anche sul fatto come per la 131 vanno bene i cantieri, ma perché devono partire tutti assieme? Torniamo alla programmazione, no? Noi abbiamo un'amministrazione molto debole nel suo complesso. Il sistema amministrativo della Sardegna è molto debole, i comuni, le province che sono state distrutte colpevolmente in questi anni da una classe politica scriteriata, e la regione che complessivamente non riescono a tutelare gli interessi pubblici perché non hanno un'organizzazione tale da reggere sia nella povertà sia nella ricchezza. Questo è un periodo di ricchezza, un periodo in cui le amministrazioni pubbliche dispongono di fondi ingentissimi, non riescono a gestirli. Lo stiamo vedendo in campo nazionale sulla mancata spendita o
temuta mancata spendita dei fondi del PNRR, lo stiamo vedendo anche nei momenti in cui le nostre amministrazioni locali tentano di dar vita a grandi progetti con grandi finanziamenti, però scontano il fatto che non hanno una organizzazione adeguata. Pretendere addirittura la programmazione, l'ordinata pianificazione di tutto e guardare ad un'amministrazione della quale noi non disponiamo. L'isola è povera anche da quel punto di vista. Per chiudere questo blocco, stando su Cagliari, c'è un quotidiano regionale che in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, sta facendo una grossa campagna sul fatto delle esercitazioni militari. Il porto occupato, la zona del porto industriale ancora di più, la viabilità bloccata perché ci sono i trasferimenti di questi mezzi che devono fare esercitazioni militari. Non è vero che ci saranno ricadute positive, insomma, e naturalmente il dibattito pubblico si incentra anche su questo. Con Tunis sappiamo bene qual è la sua opinione, gliela facciamo dire qua, poi non conosco quella di De Riu, ci dirà anche lui la sua su questo. Ma viviamo un periodo diverso rispetto a quelli alle nostre spalle. In generale le esercitazioni sono sempre stati dei periodi dedicati a prepararsi a scenari bellici che magari ci sembravano distanti tanto tempo e tanti chilometri da noi. Oggi purtroppo li viviamo nel presente e li viviamo molto vicino a noi. Vediamo ormai quasi un coinvolgimento del sistema europeo in uno scenario di guerra che non accenna a migliorare, e con il Mediterraneo soprattutto, che più silenziosamente è diventata un'area in cui incrociano tante navi da guerra, in cui incrociano tanta potenza bellica. Questo evidentemente richiede al nostro sistema di difesa non so se un incremento o comunque sia un mantenimento costante del livello di esercitazione, che poi è in questo periodo più degli altri garanzia di sicurezza. Poi è ovvio che un disturbo, è ovvio che le ricadute, francamente non mi va neppure di prenderle in considerazione, perché non mi va di dare un valore monetario alla sicurezza, come non posso dare un valore monetario all'ambiente che eventualmente viene compromesso. È un prezzo altissimo e che purtroppo noi paghiamo più di altre regioni italiane. Questo è un tema dal quale non si è mai sottratto nessuno, io per primo, e che comunque sia dobbiamo tenere sempre molto ben presente, non dimenticando che la sicurezza e la difesa riguarda anche noi. De Riu, su questo? Quando verrà reso pubblico il trattato tra Italia e Stati Uniti sulle installazioni militari del 1952, che doveva già essere desecretato, ma gli Stati Uniti si sono opposti a questa pubblicazione, forse capiremo perché noi abbiamo un numero abnorme di servitù militari e perché dobbiamo pagare un prezzo tanto alto. Nel frattempo è una teoria interessante, la potresti è una richiesta di verità, perché noi questa verità né gli italiani né i sardi la sanno, cioè perché ci sono tutte queste installazioni militari, cosa c'è scritto in questo trattato, non sappiamo. Mi pare che facciano comunque più danno altre cose alla Sardegna in questo momento di queste esercitazioni, pur sapendo che sono dovute al fatto che abbiamo una abnorme, eccessiva presenza di servitù militari. Linea alla pubblicità. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. La nostra è una tradizione millenaria, tramandata di padre in figlio. E noi non coltiviamo la terra, ce ne prendiamo cura con passione. Ti portiamo nell'orto di Eleonora per farti vedere da vicino dove nascono le nostre fraggolose. Le controlliamo per l'intero processo di crescita fino alla fase di raccolta, selezionando solo le migliori per garantirti sempre un prodotto freschissimo e di qualità. Fragolose, più buone, più dolci, più sicure.
Francesco, ciao, come va? Mi hanno svaligiato la casa. A me non può capitare. A te non può capitare. La mia casa è protetta dall'Istituto Vigilanza Lannurese, che loro arrivano, fanno sopralluogo, individuano i punti deboli della casa, telecamere interne, telecamere esterne, sensori. Se il ladro tentasse di entrare, scatterebbe subito l'allarme. In centrale c'è un operatore che vigila 24 ore su 24. Appena vede che c'è qualche anomalia, chiama subito 1 o 2 pattuglie e mobilizzano il ladro. Ma lo sai che mi hai dato una buona idea? Vado a contattarli subito. Bambini, bambine, donne, uomini e anziani, direttamente dall'ombelico della comicità è arrivato il La Pola Circus, l'ultimo ritrovato dei La Pola su Tele Sardegna. Numeri magnifici, esseri introvabili, divertimenti e faldaccherie. Ogni venerdì alle ore 21 sintonizzatevi sul canale 13 Tele Sardegna per godervi il La Pola Circus. Dicevo prima, la politica, il dibattito politico, più che in Consiglio mi sembra generato sui giornali. Anche i consiglieri regionali lo generano più a favore di stampa che non all'interno del Consiglio regionale. E dunque in questi giorni uno dei temi, non so se siete specializzati in questo, ma non potete sottrarvi, visto che siete comunque leader regionali, Io no. non potete sottrarvi dalla discussione sulla gestione degli aeroporti sardi. F2I, il fondo di investimento, ha già annunciato l'accordo fra gli aeroporti di Olbia e Alghero per una programmazione comune, un CDA unico, servizi comuni. Si va a larghe falcate verso il tentativo di mettere anche l'aeroporto di Cagliari all'interno di questo sistema. È un progetto non nuovo che va avanti da 5 o 6 anni, che ha subito un'accelerazione in quest'ultimo periodo, in questi ultimi giorni fibrillazioni, perché la giunta regionale, per bocca dell'assessore ai trasporti, ha detto non siamo stati coinvolti al nord, ancora di più siamo scettici sul sud, dove non possiamo pensare di mettere tutto il sistema aeroportuale sardo nelle mani di un fondo privato di investimento. Diciamo che forse è una semplificazione eccessiva, però il tema va posto, anche ricordandoci qual è il punto di partenza, cioè oggi questi aeroporti chi li gestiva e dunque anche e soprattutto con quali risultati e qual è l'alternativa eventualmente a F2I. Il problema a Tunis ve lo siete messo o stranamente lei sta subendo questa cosa senza neanche essersi... Non da oggi, no. Ci fu una battaglia campale nella scorsa legislatura quando l'assessore Deiana portò con leggerezza dal nostro punto di vista l'intervento di F2I su Alghero, lo ricorderà il collega De Rio. Noi presentammo in quel momento le nostre perplessità soprattutto in ragione del fatto che, essendo a conoscenza del tentativo di scalata da parte sempre di F2I a un prezzo francamente non congruo dell'aeroporto cagliaritano, lo avevamo considerato l'inizio di una scalata ostile agli asset del trasporto aereo, quindi non è una cosa che nasce oggi. Oggi siamo Comunque eravate contrari durante la scorsa legislatura? Non ho detto che eravamo contrari. Volevate vederci chiaro? Volevamo vedere chiaro perché dovevano essere dichiarati gli obiettivi del fondo, dovevano essere messi quel fondo e altri nella possibilità eventualmente di entrare in questo mercato. Far entrare in quel momento F2I dalla finestra ha rappresentato dare un irragionevole vantaggio che poi oggi potrebbe ripercuotersi sul prezzo finale, sulle equity che occorrono per entrare dentro la partita, e la Regione ha tutto il diritto di dire che a prescindere dalle equity deve avere una, e se non lo ha fatto lo farà, un ruolo di indirizzo, un ruolo di programmazione. Un ruolo di governance assolutamente adeguato a due cose: al fatto che si tratta di un interesse primario della nostra Regione e al fatto che nel corso degli anni la Regione ha più volte intervenuta economicamente a sostenere questi asset. Quindi francamente mi sembra irragionevole il contrario, cioè pensare che la Regione stia cercando di entrare in una partita dove non dovrebbe entrare. Derivo anche perché questa vicenda è legata a una regione come la Sardegna, dove il sistema aeroportuale si regge in grossa parte sulla continuità territoriale, dunque contributi pubblici, e dove comunque il sistema regionale, penso all'assessorato del turismo, anche ad altri assessorati, elargisce in cambio di campagne di comunicazione cospicui fondi alle società
che gestiscono gli aeroporti e consentono loro di stare in piedi sostanzialmente. Perciò bisogna effettivamente da capire se un fondo privato poi può continuare a governare quel sistema basandosi sui fondi pubblici. Mi sembra sbagliato che si prescinda da una politica dei trasporti per partire invece dagli strumenti che sono disponibili. In questo modo non si riesce a risolvere il problema, non si riesce a indicare quali sono gli obiettivi di politiche pubbliche, cioè di interesse di tutti, rispetto ai quali questi strumenti dovrebbero essere organizzati. Invece si parla di organizzazione degli strumenti senza sapere che cosa devono fare. Allora lì diventa una lotta di potere, c'è un grosso scontro nella Camera di Commercio di Cagliari, ci sono categorie opposte ad altre categorie, ci sono alleanze, cordate, però questo diventa il gioco di un palazzo che non è magari quello della politica, ma è un altro palazzo e che prescinde da cosa si deve fare. Qui ci si concentra sul come, ma non mi pare che nessuno in questo momento stia discutendo della ottimalità che va ricercata sul livello dell'offerta trasportistica aerea, in questo caso della Sardegna, che poi dovrebbe essere visto nel complesso, cioè come si entra e come si esce dalla Sardegna, a quale prezzo, rivolgendoci a quali mercati. Queste qui sono le domande sulle quali deve dare una risposta la politica sarda, perché sono domande politiche. Invece come si gestisce... Invece la questione degli asset la facciamo fare a chi fa gli affari. Noi occupiamoci delle come parole, si gestisce i beni materiali deve essere subordinato a che cosa si deve fare, perché se noi ci dovessimo rendere conto che non c'è ottimalità, cioè se non si riesce ad essere sufficienti per prestare un certo servizio, allora dobbiamo fare dei cambiamenti, però prima dobbiamo capire quali sono i nostri obiettivi. Invece qua si rincorre il giorno per giorno e questo è tipico di una gestione, in questo caso di una giunta regionale che ha il fiato corto su questi argomenti. Un ottimo assist da parte di Riu, perché volevo allargare il discorso. L'aeroporto naturalmente è un servizio pubblico dove la regione ha comunque una parte, dove il pubblico ha una grossa parte, non fosse altro perché ha sostenuto gli investimenti per realizzarlo e per tenerlo ai livelli che è, e via via gli ammodernamenti, i miglioramenti, le manutenzioni e tutto il resto. Da lì la sanità, le costruzioni industriali, Abbanoa, ecco per esempio Tunis, a inizio legislatura Abbanoa era un tema che faceva parte dell'agenda politica quotidiana, c'è stata una stagione nella quale anche lei è stato protagonista, quella battaglia, non possiamo nasconderlo, è stata persa, tra virgolette, insomma il Presidente della Regione ha fatto altre scelte, ma da allora non se ne è parlato più. Ma Abbanoa sta funzionando, ha gli stessi problemi di 2 anni fa, oppure... Qual è il suo futuro? Abbanoa va rasa al suolo. Abbanoa è una delle peggiori scelte della politica regionale di qualunque colore ed è il peggiore sistema di gestione delle acque che si potesse concepire, realizzare e mantenere in piedi. Non ho ragioni più fondate di un'ipotesi per immaginare che in essa si annidi una quota una carica batterica eccessiva, ecco, la voglio definire così, però è un sospetto che conservo e che voglio lasciare. Non sono ancora riuscito ad approfondire adeguatamente il tema, ad un'inchiesta più specifica sulle questioni che riguardano Abbanoa. Ma secondo lei strutturalmente i conti di Abbanoa sono a rischio? Credo che l'urgenza vera sia togliere a una gestione incapace i fondi, tranne quelli che vengono dalla fatturazione, per quello che riguarda gli investimenti, perché uno degli elementi strategici più fallimentari di quell'azienda è stata la spendita dei soldi per investimento che venivano da fonti di finanziamento diverse dalla fatturazione. Io questo lo considero uno dei primi risultati da perseguire e poi spero a scadenza dell'affidamento in house si possa aprire un ragionamento più sereno per dare al tema della gestione delle acque un futuro assolutamente diverso dal presente che stiamo vivendo e dal passato che è alle nostre spalle. Con De Riu sfondiamo una porta aperta, perché sin dall'inizio uno dei principali acerrimi nemici di Abbanoa è stato lui. Sfondiamo una diga crollata, perché sì,
perché Abbanoa è in diseconomia di scala, cioè produce e distribuisce a un prezzo superiore a quello che sarebbe se avesse una dimensione diversa, più piccola. Deve essere ridotta di dimensione a livello dell'ambito e quindi devono essere create delle gestioni di ambiti più piccoli. Se poi ci debba continuare a essere una mostruosa, gigantesca e parossistica società pubblica che debba occuparsi di acqua, questo è un altro discorso. Lo si vede nel momento in cui si fanno gare per ambiti più piccoli. Io la materia, viceversa, l'ho studiata da 13 anni e tutti i modelli internazionali e nazionali e la comparazione tra tutti i gestori nazionali ci dice che c'è un sovradimensionamento del triplo, cioè quello che fa l'ambito lo dovrebbero fare almeno 3 ambiti. E la nostra legge infatti prevede la possibilità di avere 3 ambiti e una giunta che voglia intervenire su questo non ha bisogno di interpellare il Consiglio regionale, perché già oggi potrebbe promuovere la riduzione degli ambiti e il ritorno all'ottimalità, quindi ridurre la diseconomia di scala, che è come avere una palla al piede per cui qualunque gestore bravo, geniale, scadente farebbe sempre un risultato negativo. Il problema non è della finanza di Abbanoa, il problema è della finanza pubblica, perché noi abbiamo legato la regione in modo illegittimo a finanziare in continuazione perdite di Abbanoa e abbiamo reso a rischio la finanza regionale complessivamente. Ecco, possiamo dire che l'ASL unica era la sorta di Abbanoa per quel che riguarda la sanità, o è anche qui un paragone ardito? Però lo introduco per dire l'ATS, che era la grande nemica del centrodestra all'inizio della legislatura, cambiata la governance nominalmente, ma siamo arrivati alla fine della legislatura e la riforma vera, quella che possiamo toccare che tutti i cittadini dovrebbero toccare con mano, non si è ancora avuta. Beh, allora, l'ATS rappresentava un commissariamento della politica. Il vero limite dell'ATS è che l'interlocuzione territoriale si aveva con un soggetto che non aveva nessun mandato politico e rappresentava di fatto un commissariamento dell'assessorato della sanità e della politica regionale, sbagliata dall'A alla Z. Noi forse non abbiamo ancora ottenuto i risultati sperati perché viviamo un eccesso forse di dialogo nel territorio. Però francamente tra un'assenza totale e un eccesso di rapporto con la rappresentanza preferisco il secondo. Mi auguro che i risultati positivi attesi quando si sono fatte anche delle scelte di discontinuità importante sulla sanità arrivino, perché sino a questo momento non sono stato capace di percepirli e quindi ritengo che appena magari il nuovo assessore riuscirà a mettere in atto quello che ritiene essere il suo mandato e appena questo nuovo strumento amministrativo non è finita, no. A parte il fatto che ogni singolo giorno è un giorno importante, manca quasi un anno e quindi in quest'anno bisogna che chi è impegnato dia il massimo per portare avanti la sua responsabilità. Poi saranno le forze politiche in prima istanza, ma soprattutto la Cassazione rappresentata dai cittadini e dagli elettori a dire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. La scuola democristiana ha fatto capolino nella parte finale. De Riu, se sono stato cattivo, tra virgolette, con Tunis nel dire che la riforma c'è sulla carta ma non c'è nei fatti, devo ricordare che il peggiore oppositore della riforma si chiamava candidato presidente del centrosinistra alle regionali scorse, in cui diceva la riforma sanitaria fatta dal centrosinistra è da buttare a mare, da superare. No, ma infatti il centrodestra ha sbagliato tutto sulla sanità, perché durante la peggiore crisi sanitaria del secolo si è messa ad armeggiare sul sistema, come ha detto adesso l'onorevole Tunis, non ha ottenuto i risultati sperati
perché era molto difficile intervenire in quel momento, e stiamo pagando l'onda lunga anche di politiche generali degli anni della emergenza economica, della stretta finanziaria, che hanno ridotto al minimo la capacità dell'organizzazione sanitaria di rispondere ai bisogni, ai problemi. Per cui bisognava vedere, verificare, far maturare gli effetti di quella riforma che era stata svolta, e bisognava operare in momento più favorevole, che poteva essere questo, perché dopo la pandemia è arrivata la possibilità anche finanziariamente e dal punto di vista del debito pubblico di fare operazioni molto più ardite e molto più sicure nell'esito. Invece è stato sbagliato completamente tutto per una scelta ideologica, per fare come al solito propaganda. Adesso non bisogna più riferirsi a un unico direttore, bisogna riferirsi ognuno al suo direttore. La politica è espropriata lo stesso, non è che ci sia controllo politico nelle ASL. Se capisco bene, tu attribuisci la situazione di oggi a due eventi apocalittici. Uno è la riforma di Rindin, l'altro è la pandemia. No? Li hai separati. Hai ricordato che la riforma di Rindin, i problemi che abbiamo adesso. Però lei ha illuso il fatto che ha detto che il vostro candidato presidente diceva lui stesso che quella riforma era sbagliata. Il nostro sbagliata. candidato presidente Massimo Zedda ha denunciato problemi che sono nella concezione stessa di quella riforma. Il nostro candidato presidente non avrebbe mai fatto una riforma durante una pandemia. Invece il vostro candidato è eletto presidente e voi vi siete messi ad operare a cuore aperto in mezzo a un SUC di Calcutta il paziente, che infatti rischia di morire per le infezioni che sono determinate da quegli errori, che sono vostri errori. Quello che oggi attanaglia la sanità è l'assenza di medici, l'assenza di infermieri, di personale, è l'effetto della legislazione della crisi. Tutto quanto. È l'effetto della legislazione della crisi. Perché se tu non puoi assumere nessuno per anni, perché non per è una anni scelta, avete non è una massacrato scelta. la spesa pubblica, non è una scelta. Orientando tutto la spesa pubblica sull'assistenza. Era bloccata dal fatto che bisognava affrontare la crisi. E con perché oggi che diciamo che dobbiamo fare medici e infermieri, ma anche tu eri d'accordo su Monti. Io ero d'accordo su Monti, mai stato d'accordo. Non sono mai stato d'accordo, mai stato d'accordo su un governo non eletto dagli elettori. E Monti è il primo però la legislazione della crisi non l'abbiamo un risultato noi. Elettorale, è il primo di tantissimi sino all'ultimo governo, l'unico scelto dagli elettori. Ma non c'entra niente di centrismo. Il centrismo, come lo intendono altri, è la politica dei due forni. Noi lo intendiamo come un luogo in cui comporre le visioni, in cui portare prima il risultato della propria posizione politica. Però hai visto come non ti interrompo consenso mentre da mi consolidare. interrompi. Bravissimo. Sono gentili anche in questo. Esatto, ma lo sai, è il mio collega preferito, lo sanno tutti, insomma. Quindi questo, Roberto, è il punto. La scelta strategica sbagliata di massacrare di tagli la spesa pubblica. Oggi non abbiamo medici. Ma non è che voi siete esenti da questo. Noi non c'eravamo, siamo stati scippati del risultato. Però qualcuno potrebbe dire che quando c'eravate dormivate, come di questa legislatura. Io mi occupavo di altro all'epoca, dai, su. Fermiamoci un attimo. Però è storia, l'abbiamo studiata Avete entrambi. operato a Calcutta. Avete, sì. A cuore aperto. Linea alla pubblicità. Okay. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. La nostra è una tradizione millenaria, tramandata di padre in figlio. E noi non coltiviamo la terra, ce ne prendiamo cura con passione. Ti portiamo nell'orto di Eleonora per farti vedere da vicino dove nascono le nostre fraggolose. Le controlliamo per l'intero processo di crescita fino alla fase di raccolta, selezionando solo le migliori per garantirti sempre un prodotto freschissimo e di qualità. Fragolose, più buone, più dolci, più sicure.
Francesco, ciao, come va? Mi hanno svaligiato la casa. A me non può capitare. A te non può capitare. La mia casa è protetta dall'Istituto Vigilanza Lannurese, che loro arrivano, fanno sopralluogo, individuano i punti deboli della casa, telecamere interne, telecamere esterne, sensori. Se il ladro tentasse di entrare, scatterebbe subito l'allarme. In centrale c'è un operatore che vigila 24 ore su 24. Appena vede che c'è qualche anomalia, chiama subito 1 o 2 pattuglie e mobilizzano il ladro. Ma lo sai che mi hai dato una buona idea? Vado a contattarli subito. Bambini, bambine, donne, uomini e anziani, direttamente dall'ombelico della comicità è arrivato il Lapola Circus, l'ultimo ritrovato dei Lapola su Tele Sardegna. Numeri magnifici, esseri introvabili, divertimenti e faldaccherie. Ogni venerdì alle ore 21 sintonizzatevi sul canale 13 Tele Sardegna per godervi il Lapola Circus. Eccoci tornati in studio per l'ultimo blocco e siccome chi parla di politica, anzi chi dovrebbe parlare di politica parla d'altro, parla di spettacolo, io non riesco più a guardare le trasmissioni mie concorrenti che ho guardato per una vita in prima serata, pre-fascia, perché il dibattito di ogni giorno è: in Italia è tornato il fascismo oppure non è vero che c'è il fascismo perché voi siete dei rosiconi. Mi annoiano entrambe le posizioni. Allora, Tuni, spero lei lo ha festeggiato il 25 aprile. Assolutamente, ho passato una bellissima giornata in famiglia, è stata una bellissima giornata. Ma si è ricordato che quel giorno si celebra la liberazione da un regime che ha fatto sì, ho un figlio, gravi danni. Ho un figlio adolescente, abbiamo chiacchierato per qualche minuto della questione, ne hanno parlato a scuola, è corretto secondo me che si conservi la memoria e i valori di ciò che ha portato alla liberazione di un regime totalitario, lo sottoscrivo, sono antifascista culturalmente, visceralmente, esattamente come sono anticomunista visceralmente e intellettualmente. Deriu, c'è il problema fascista in Italia o è davvero un cortocircuito mediatico e di una certa piccola parte politica che continua a tenere vivo il dibattito su questo? Certo, le dichiarazioni di La Russa, magari di qualche ministro, non aiutano, però... Io distinguerei due aspetti, cioè uno è un aspetto ideologico della eredità del fascismo, che secondo me non è solo del fascismo, ma è dello Stato che ha preceduto anche il fascismo. C'è un'ideologia di espansionismo militare, un'ideologia razzista, un'ideologia, anche una metodologia squadrista. Questi sono retaggi e portati che ogni tanto riemergono anche nella storia attuale. Poi c'è il problema della cultura politica, di quella che si autodefinisce la destra italiana, però il problema è il post-neofascismo italiano, perché in Italia c'è stato il neofascismo, quindi il primo movimento sociale, poi c'è stato il tentativo di autocostituzionalizzazione di Arturo Michelini, che è quello che ha messo da parte Almirante dopo la fondazione. Per lungo tempo Almirante è stata all'opposizione del movimento sociale, poi il movimento sociale è tornato da neofascista nei primi anni 70 e c'è stata un'evoluzione che ha portato fino a Fiuggi, fino a Fini, che ha fatto uscire questo movimento da quel tipo di discorso. Dopodiché Fratelli d'Italia è il risultato di di un nuovo riesame da parte di una classe politica molto più giovane, diciamo di terza generazione, quindi la Meloni e i coetanei e quelli più piccoli della Meloni, che oggi ci ripropone un riesame, una nuova revisione storico-culturale che deve essere guardata con l'attenzione che merita, ovviamente una forza che sta incontrando anche un grande favore elettorale, che però oggi è un'altra cosa rispetto al fascismo. Cioè, quello che conta del fascismo per essere antifascisti è il portato di uno Stato autoritario, hegeliano e illiberale che noi dobbiamo sconfiggere dentro di noi.
aggiungo razzista, perché il razzismo italiano è molto radicato, è molto forte, lo dobbiamo espellere da una cultura che non è la cultura della destra italiana, è più generale la cultura italiana. Se posso aggiungere, la cosa che è incredibile nel dibattito è che si metta in discussione la guerra di liberazione o il ruolo dei partigiani, che non sono stati solo bianchi, socialisti o comunisti, ma era un fronte vastissimo, appunto un fronte unico contro l'invasore nazista. E qui noi discutiamo non più solo del fascismo, ma degli anni della Repubblica di Salò, quando i tedeschi comandavano in Italia. La Repubblica di Salò era un volgarissimo strumento di morte o di persecuzione nei confronti delle persone che volevano liberare l'Italia da quel gioco. Ora, come si faccia a sottacere il ruolo di chi, insieme ai liberatori che sono arrivati da fuori, ha avuto un ruolo in quei 2 anni dove appunto il regime fascista era finito. Nessuno sano di giudizio, mettiamolo in questi termini, questo osa oggi metterlo in discussione. Radicalizzare la discussione espone al fatto di allargare il tema. Ma infatti io ho introdotto su questo agli esodati istriani, a tutto il sistema di Tito, a tutto ciò che poi per fare bene la storia bisogna studiarla, bisognerebbe studiare. Esatto. Ecco, non lo ha detto De Riu, che normalmente lo dice, lo dico io per lui. Occorre studiare molto di più, esatto. Occorre tornare al valore dell'istruzione, occorre combattere questo allontanamento dall'istruzione, perché è questo il terreno in cui più favorevolmente si annidano queste visioni distorte. Sono partito dal dibattito di questi giorni, delle televisioni, dei programmi TV e di alcuni giornali, per andare poi al fenomeno Meloni, perché poi le regionali in Sardegna, negli ultimi 2 o 3 volte, quando ha vinto Cappellacci, quando ha vinto Pigliaru, adesso che ha vinto Solinas l'altra volta, molto sono state legate al riflesso nazionale, cioè le liste, c'è una parte che vota solo la lista e spesso richiama le tematiche nazionali. Salvini l'ultima volta, Berlusconi che nel 2008 era trionfante, nel 2009 pose fine, più lui forse di Cappellacci, all'esperienza di Soru. Dunque Meloni, vorrei ragionare con voi su un fatto. Al di là di queste polemiche non si può non dire che in questi primi 7 mesi, soprattutto sul fronte interno, gli imprenditori, tutta una serie, un sistema allargato del potere ha accettato questo governo che è uscito dalle urne, voluto dagli italiani, senza frapporsi come invece era accaduto nel 94 con Berlusconi e in altre situazioni. Dal punto di vista del fronte estero ancora di più, l'adesione totale della Meloni alla politica attuale della NATO ha fatto sì che c'è una vasta copertura che arriva anche da quella parte. Ecco, è una situazione che è destinata a durare o cosa la metterà in crisi e cosa incrinerà? Ci sono naturalmente alcuni appuntamenti legati all'economia e di queste ore la notizia che l'Europa ci chiede di rientrare del debito. Nel nuovo DEF circa 8-10 miliardi all'anno dovranno essere accantonati per abbattere il debito pubblico. Può essere l'economia il primo problema per la Meloni? È sempre l'economia il problema di ogni governo. Alla fine, a conti fatti, quando manca il peso, la capacità di spesa all'interno delle famiglie, chi paga il conto è l'azione di governo, soprattutto in ragione di quanto aveva promesso. Non soltanto qui, qualunque cittadino, noi compresi, attende che si concretizzino alcune cose su cui abbiamo puntato per anni, a partire da un adeguato taglio delle imposte, a partire da un sistema del lavoro più giusto di quello che abbiamo vissuto negli anni passati, e mi permetto di dire e mi attendo da una visione, chiamiamola nazionalitaria, insomma, del Premier Meloni, un nuovo protagonismo delle aziende italiane, comprese le aziende di Stato, sul sistema dell'economia internazionale, cosa alla quale i governi di centrosinistra degli ultimi 20 anni avevano abdicato. Leonardo era diventata il luogo di quelli che volevano mettere i fiori nei nostri cannoni, e
si ritiene che il superamento del management che si è consolidato... spero che non ci mettano una nitroglicerina adesso nei nostri cannoni, che ci sia una... Spero che se noi abbiamo un'importante industria in materia di armamenti e l'abbiamo considerata e la consideriamo un asset fondamentale della nostra economia, si mettano a fare il loro mestiere. Questo è quello che spero, perché tanto se non lo fanno loro lo fanno altri. Scusi, e comunque sia, il tema non è l'offesa, è la difesa. Scusi, a febbraio 2024, se si voterà a febbraio 2024... A marzo, 10 marzo dovrebbe 10 essere marzo, pensato. l'effetto Meloni o la reazione alla Meloni inciderà naturalmente sulle regionali sarde in che quota? Guardate, non me ne sto davvero occupando, non ce ne stiamo davvero occupando. È un tema che secondo me dovrà appassionare i sardi il meno possibile, perché l'unica cosa che dovrà appassionare sarà la concretezza delle azioni. Poi se dovessimo concorrere assieme alla guida della regione, naturalmente sarà un vantaggio sul quale non rinunceremo ad appoggiarci, ma è francamente un aspetto che adesso nella nostra visione di Sardegna al centro 2020 è assolutamente secondario. Derivo il giudizio sul governo, sulla Meloni e anche sulla reazione un po' attesa anche del sistema italiano, perché insomma quando c'è in genere, almeno per un periodo, si lascia fare. E poi l'altra cosa è il condizionamento eventuale delle prossime regionali. La Meloni ha scritto una buona lettera al Corriere della Sera sul tentativo di costituzionalizzare la destra, lì bisogna apprezzarla. Come governante mi sembra molto in difficoltà rispetto a una gestione ordinaria di una compagine molto fragile dal punto di vista della preparazione. Poi sul piano locale, o diciamo regionale, la Meloni è la peggiore avversaria di Tunis e del progetto centrista, perché la Meloni, Fratelli d'Italia stanno cercando di andare sempre più al centro, perché vogliono sostituire Berlusconi nella leadership del centrodestra, per cui tutti gli elementi che vogliono invece occupare il centro per controbilanciare una destra si trovano una destra che fa il centro. E siccome la Meloni ha molti strumenti per farlo, prima di tutto il fatto che appare come l'elemento di equilibrio nel governo e quindi nella coalizione, riuscirà sicuramente a dare molto filo da torcere ai centristi del centrodestra. Ma io non lo vedo come un aspetto negativo. Spostare l'asse del governo, ma no, anzi, tutt'altro. Ci troviamo molto bene nel luogo politico che abbiamo scelto, ma riteniamo che il posizionamento sia una questione che viene dopo. Prima vediamo che idee di governo abbiamo, che cosa Però condividiamo. Non è che io ti sto intervistando, io stavo dicendo quello che penso io. Che tu mi stai rispondendo. Scusate, non ti ho chiesto Tunis. Voi siete navigatori del Consiglio regionale, siete anche vecchie volpi, non so se vecchie o non so se onestamente volpi. Rifiuto questo aggettivo. Però una domanda a bruciapelo è questa. Vecchie e rifiuto volpe. Chi saranno i candidati o le candidate alla presidenza della regione e per quali coalizioni? Per il momento ne abbiamo più di uno. Allora, facciamo l'elenco. Abbiamo ovviamente un presidente uscente. Dunque sarà Solinas il candidato del centrodestra? No, gli aspiranti. Gli aspiranti. Presidente uscente. Poi abbiamo praticamente tutti i suoi predecessori, salvo Piglia, Russino a Palomba. Insomma, vedo un attivismo... Allora, andiamo a ritroso. Piglia si vuole ricandidare? No, ritengo di no. Cappellacci? Non dà segni. Beh, ha scritto un libro in cui dice che gli piacerebbe, quindi perché non... Finire il lavoro, come dicono negli Stati Uniti. Perché Soru? Soru lo ha detto lui che si ricandida, che sta pensando a ricandidarsi. Pili non lo ha detto, ma lo ha fatto dire a qualcuno vicino a lui, che ho letto ieri in prima pagina sull'Unione, e poi ha un protagonismo mediatico compatibile con una proposta di questo tipo, e quindi praticamente sono tutti sino a Palomba. E invece il voltino Mario Flores lo esentiamo. Certo. E poi naturalmente abbiamo già in campo, mi pare di capire, insomma, una proposta di Fratelli d'Italia che potrebbe essere identificata in una delle figure storiche di quel movimento. Cioè Paolo Truzzo? Poi,
Paolo Truzzo, ne vedo degli altri, però è annunciata da parte di Fratelli d'Italia una proposta. Alessandra Zedda lo ha già detto, che lei è a disposizione, e quindi insomma credo che i partiti nazionali offrano una vasta gamma di proposte. Il Papa straniero, voi non lo immaginate invece? Se ne parla anche di... Io sono cristiano e cattolico, quindi per me di Papa ce n'è uno, adesso pro tempore 2, ma è vestito assolutamente di bianco. E non, fra tutti questi lei quale vede più probabile? Se anche non il nome, per esempio, Solinas ha la possibilità di essere ricandidato. Io penso che prima di tutto valga il metodo che ci si darà per arrivare a questa soluzione. Noi riteniamo che noi civici di Sardegna al Centro 2020 andremo consultati prima di fare le valutazioni, perché potremo dare un contributo di metodo appunto a questa scelta. Viceversa, attendere un po' le mosse degli altri potrebbe risultare infruttuoso dal punto di vista del risultato finale. Questo in politichese vuol dire valutiamo anche altre possibilità. Non conosco il politichese. De Riu, chi saranno i candidati e quanti, per quali coalizioni, chi è in campo? Lei è d'accordo con i nomi che ha fatto Tunis? Cioè lui dice di vedere questi nomi in campo, lei invece cosa vede in campo? Io vedo un centrodestra uscente che ha molte difficoltà a riproporsi perché ha un cattivo bilancio, e vedo una necessità da parte del Partito Democratico, che è quello che sta facendo il Partito Democratico, di costruire una coalizione la più larga possibile, che cominci anche dal risultato delle elezioni politiche. Nelle elezioni politiche la maggioranza dei sardi ha votato contro il centrodestra, per cui è possibile costruire una maggioranza su quella base. Penso che non verrà fuori presto il candidato, perché prima è necessario verificare quanto è vasta la coalizione. Deve essere per forza del PD o può essere anche di uno dei partiti alleati? Ma io invece penso che il PD abbia un ruolo in questo momento soprattutto di regista della coalizione, non tanto di chi deve proporre dei nomi. Lei le vede le primarie o pensa che invece deve essere fatto un accordo? Le primarie si possono fare se la coalizione si costruisce bene, cioè se la coalizione riesce a dare un'idea di compattezza tale da resistere a delle primarie, perché le primarie sono un momento interessante di partecipazione se poi tutti accettano il risultato. Una battuta, stiamo per concludere, dopo le elezioni regionali ci sono le elezioni comunali di Cagliari, anche Sassari, però Cagliari è iconica. Se dovessimo fare lo stesso gioco, è scontata la ricandidatura di Truzzu o ci sono altri nomi in campo? E poi per il centro-sinistra, per esempio, De Riu si parla insistentemente di uno che il sindaco l'ha già fatto come Massimo Zedda, o di uno che sembra nato per fare il sindaco come Piero Comandini. La situazione è più semplificata a causa del fatto che gli ex sono assolutamente di meno, quindi insomma si partirà sicuramente dalla ricandidatura di Truzzu, che ha appunto lui annunciato come proposta, e poi insomma si valuterà uno scenario in cui appunto, come ho detto, la scelta eventualmente sarebbe più semplice. Il sistema è diverso, alle regionali c'è un turno unico, che prende più voti e basta un voto in più vince. Alle comunali se non si prende il 50% più uno al primo turno si va al secondo turno, e tradizionalmente l'elettorato di centrodestra, si è visto Udine adesso per esempio, dopo la grande vittoria del centrodestra alle regionali, poi 15 giorni dopo al ballottaggio il sindaco uscente di Udine a Capoterra abbiamo vinto al ballottaggio pur essendo in svantaggio. Chi siete voi? Chi ha vinto? Lei era già in maggioranza? No, non c'erano maggioranze variabili. C'era, sì. No, perché io sono sempre un po' alleati, il centrodestra che si è nel cagliaritano completato in sede di ballottaggio. A Iglesias mi pare che vada. Iglesias non è è provincia di Cagliari. Vabbè, mi scusi, però è il suo territorio. De Riu, Comandini, Zedda, Ma a Cagliari i miei riferimenti principali sono i miei nonni, che sono sepolti a Bonaria, ai quali in genere chiedo più i numeri all'otto che chi fa il sindaco di Cagliari. Bene, con la risposta politichese, democristiana di De Riu non poteva mancare che anche lui si associasse a questo cliché, e chiudiamo questa chiacchierata. Abbiamo cercato di fare il punto della situazione senza nascondere nessuno
dei temi che in questo momento vengono discussi non solo in Consiglio regionale, anzi forse più sui giornali, sui siti, sui blog che in Consiglio regionale. Poi naturalmente i due ospiti con la loro abilità dialettica hanno provato a sviare e a portarci su altri campi che sono stati comunque, per quanto mi riguarda, costruttivi e piacevoli. Grazie a voi telespettatrici e telespettatori di Tele Sardegna, ci ritroviamo giovedì prossimo qua ancora per parlare di politica. In quell'occasione avremo un faccia a faccia, in questo caso con la vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde. Ci vediamo qua giovedì prossimo alle ore 21. Ciao. In collaborazione con TechFind. You search for tech we find.